Anche quest'anno siamo riusciti, grazie al lavoro che i compagni e le compagne dello SPI di Belluno hanno fatto, a celebrare la giornata del 25 luglio, appunto definita come la giornata della pasta asciutta antifascista, in cui venne destituito Mussolini. Tutti pensavano appunto di fare una grande festa perché finalmente il fascismo era finito, e poi in realtà ci si è resi conto che così non era, e nacque la Resistenza, da cui poi 20 mesi dopo ci fu la liberazione. Quindi una giornata che è diventata un simbolo importante, ma oggi è stata una giornata importante, oltre per questo lavoro e questa disponibilità, che è uno sforzo organizzativo imponente, come lo è stato gli altri anni per lo SPI di Vicenza, che per 3 anni consecutivi l'hanno sostenuta loro. È una giornata importante perché per l'argomento che abbiamo cercato di affrontare qua, un argomento spinoso, complicato, perché appunto 70 anni fa i nostri padri costituenti nell'assemblea costituente diedero vita, diciamo così, a una prima discussione che portò poi alla nascita della nostra Costituzione così come la conosciamo, e fu un grande sforzo democratico di valori e di riconoscimento, diciamo, di tutte le forze politiche, delle anime politiche, comunisti, cattolici, eccetera, un grande processo di partecipazione, di riconoscimento delle varie idee, e me l'abbiamo messa appunto in relazione a quanto sta succedendo oggi alla nostra Costituzione, rispetto alla quale se ne vuole cambiare almeno i 3/4 della seconda parte della Costituzione, ben 47 articoli, che è una cosa imponente, mai successa prima, così grossa e fatta a colpi di maggioranza. Ecco, noi siamo fortemente preoccupati, abbiamo detto le ragioni nel documento nazionale di cui come CGIL, che abbiamo votato il comitato direttivo e di cui si è parlato, anzi è stata la base per interrogare un costituzionalista e un avvocato, uno per il sì e l'altro che fa parte del comitato per il no, per provare a capire più nel concreto con persone competenti e anche con, diciamo, il rappresentante Raffaele Atti della segreteria nazionale dello SPI. Però rimane un problema enorme, perché si tratta appunto di 47 articoli, di un libretto grosso così, con una scrittura complicata, davvero illeggibile per alcune parti e anche contraddittorio, che chiedere alle persone di poter esprimersi con un sì o con un no è davvero un problema grosso. Allora, oggi abbiamo iniziato, oggi lo SPI, diciamo così, del Veneto ha consentito, attraverso questa iniziativa messa a disposizione dei compagni di Belluno, di incominciare a discutere di questa cosa complicata. Non si conosce ancora la data in cui andremo a votare, questo forse ci darà maggiore agio, un po' più di tempo per poter fare dibattiti come quelli di oggi e provare a sviscerare, perché la Costituzione è un fatto, uno strumento importante, è un pezzo di storia che noi lasciamo ai nostri ragazzi e ai giovani, e insomma non si può decidere con un sì, con un no, semplificando, senza capire che cosa andiamo, insomma, su cosa andiamo ad esprimerci quando ci sarà il referendum, e a partire da oggi vorremmo lanciare una campagna di approfondimento.